Stasera a Treviso e nel Veneto nasce una nuova orchestra, una formazione fatta di giovani talentuosi dai 15 ai 27 anni. Un concerto, un gala, un evento, ma soprattutto una progettualità finalmente concreta per i giovani, perché dall'arte e dalla cultura trae origine la vera innovazione. Come nasce quest'idea, maestro? Nasce da una scommessa per dire ce la facciamo in questo periodo difficile a creare una proposta nuova musicale, culturale per una città di Treviso e per un Veneto che ormai è abbastanza assopito in termini di progettazione culturale. Ci siamo riusciti a dare al mondo della lirica, della sinfonica, un'orchestra professionale giovanile. Orchestra Filarmonia rappresenta l'aspetto culturale, che è un aspetto importante, l'aspetto territoriale, che è altrettanto importante dal nostro punto di vista, è rappresentato dalla denominazione Veneto, anche se siamo a Treviso, ma Treviso è, diciamo, il battesimo di questa orchestra, ma soprattutto quella che è l'aspetto più importante, che coinvolge il mondo giovanile. Quando rappresenta il mondo giovanile, che è un settore, un valore a cui la nostra banca dedica particolare attenzione, per noi non potevamo esimerci da in qualche modo supportare questa iniziativa. Se poi addirittura che ci associamo l'impegno e la passione che questi giovani ci mettono per soddisfare una serata di questo tipo, i giovani, ovviamente che la passione è già rappresentata dal fatto che siano qua questa sera. Com'è dirigere un'orchestra giovanile? È bellissimo, è entusiasmante e è una carica di energia, perché di fatto l'energia dei giovani, che i giovani hanno, passa attraverso i loro strumenti, passa attraverso i loro visi, i loro sorrisi, i loro occhi, e questo ti dà una carica che difficilmente poi si dimentica. Com'è far parte di un'orchestra giovanile che ha avuto il battesimo proprio stasera? È una gran esperienza, anche perché è da quando usciamo dal conservatorio che sogniamo di poter entrare nell'orchestra, ci prepariamo anni e anni per poter avere questo. Direi che Treviso e tutti gli appassionati della musica e della lirica non potevano, penso, sperare un inizio migliore di un prestagione di fatto, perché la nascita di un'orchestra giovanile e stabile di 40 elementi credo che sia veramente non solo di buon auspicio, ma anche che faccia vedere quanto bene sta lavorando l'Orchestra Filarmonia Veneta, il suo direttore artistico è il maestro Ricci, il maestro Titotto che la dirige, e quindi direi che il pubblico stasera vedrà qualcosa di straordinario. È un progetto pilota che esporterà i nostri talenti, perché la selezione è stata molto rigida, sono ragazzi che vengono da tutti i conservatori e le scuole parificate del Veneto, e quindi vuol dire anche non solo ascoltare della musica meravigliosa, ma vuol dire anche far crescere la musica e pure un semino per il futuro di questa straordinaria passione, ma soprattutto di questa orchestra che è sicuramente uno dei fiori agli occhielli del nostro Veneto.